Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca, appunto da diversi calabroni. Un uomo di 45 anni è morto a San Martino di Campagna per uno shock anafilattico. Vani i tentativi di rianimarlo. Il decesso è avvenuto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. Un uomo di 45 anni, Jimmy Davide di Clout, è morto per uno shock anafilattico causato dalla puntura di alcuni calabroni. L'episodio è avvenuto lunedì pomeriggio alle 14:30 nel giardino di un'abitazione di San Martino di Campagna, frazione di Aviano, dove l'uomo, boscaiolo di professione, si trovava in compagnia di un amico. All'improvviso l'attacco di un calabrone che l'ha punto alla schiena. Davide si è appoggiato ad un legno dal quale è uscito un nugolo di altri calabroni che lo hanno punto in più parti del corpo. Il boscaiolo, dopo essersi spostato, è caduto a terra privo di sensi. È stato l'amico ad allertare i soccorsi. Ambulanze ed automediche hanno raggiunto l'abitato di San Martino di Campagna in codice rosso e dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato all'ospedale di Pordenone, dove è morto in pronto soccorso poco dopo per shock anafilattico. Indagini sono state avviate dai carabinieri del radiomobile di Sacile. Da quanto si è appreso, la vittima in passato non aveva mai sofferto di allergie specifiche. Altre notizie di cronaca. Un'anziana di 81 anni è stata investita ieri sera dal marito di 85. Per cause in corso di accertamento dai carabinieri, a Flaibano, in una proprietà privata, l'uomo aveva parcheggiato l'auto sullo scivolo del garage, ma evidentemente non aveva azionato il freno a mano. Dietro l'auto c'era la moglie che non ha fatto in tempo a spostarsi ed è stata investita dalla macchina ormai fuori controllo. Ha riportato un trauma cranico e una frattura ad una gamba, è stata trasportata all'ospedale di Udine. E ancora a cronaca, 2 persone che ieri sera hanno perso il sentiero e l'orientamento scendendo dal Monte Lussari a Tarvisio sono state soccorse dagli uomini del Soccorso Alpino di Cave del Predile e dalla Guardia di Finanza. L'intervento è iniziato attorno alle 17 per concludersi 3 ore dopo. I 2 si sono smarriti nel tratto che scende da Malga Lussari. Sono stati ritrovati sul versante boschivo sovrastante il borgo di Riofreddo grazie alle coordinate trasmesse dalla Sores. Pronto soccorso del Friuli Venezia Giulia, presi d'assalto in questo periodo spesso da pazienti che presentano patologie facilmente diagnosticabili e curabili dai medici di base. Negli ospedali è caos, il personale infermieristico per far fronte all'emergenza viene tolto da altri reparti. Non mancano tra l'altro gli screzi tra gli operatori sanitari e i pazienti che protestano per le lunghe attese. Crescono gli accessi ai pronti soccorso del Friuli Venezia Giulia, ma mancano gli infermieri di emergenza. Una situazione quasi cronica che è diventata ancora più difficile in questo periodo tra personale sanitario in ferie e pazienti che si rivolgono agli ospedali anche per patologie che potrebbero tranquillamente essere curate dai medici di medicina generale. Un quadro preoccupante che crea non solo lunghe code al pronto soccorso, ma che spesso è motivo di tensione tra pazienti, medici ed infermieri. Le soluzioni quali possono essere? Insomma, sono sempre i tamponi in questo momento, cercare di prendere personale dagli altri reparti dell'area delle emergenze, quello che poi stanno facendo per cercare poi di chiudere in questo momento i buchi, ma è un po' come il gioco delle 3 carte, perché poi quando vai a risolvere il problema in un servizio lo scopri nell'altro e questo certamente non risponde a quelle che poi sono le esigenze, le richieste che arrivano all'utenza. Il problema è sempre lo stesso, anzi è il modo sbagliato che si ha di utilizzare il pronto soccorso, i famosi codici bianchi, questo perché manca probabilmente, a mio avviso, all'esterno una risposta per l'utenza e quindi è costretta a rivolgersi chiaramente a un pronto soccorso e questo aumentando, avendo numeri così importanti che fanno attesa, certamente mandano in difficoltà e il personale non riesce a gestire questi numeri. Ci occupiamo adesso di cucina e territorio. 10 ristoratori della città di Udine hanno lanciato un progetto per valorizzare l'accoglienza e la ristorazione nel capoluogo friulano. Un progetto che ha trovato il supporto della Giunta. Assessore, con oggi di fatto nasce un progetto partendo dalla Giunta, partendo da tante attività sul territorio per tutelare quella che è la cucina udinese. Sì, noi puntiamo sempre più ad un turismo di qualità. Udine si sta fermando in questo campo qua grazie a moltissimi eventi che stiamo organizzando da Friuli Doc a Dine Project. Ma in questo contesto quindi è nata un'importante iniziativa, ci sono riuniti 10 ristoratori costituendo un'associazione che si chiama La Cucina Udinese
con la proposta di realizzare eventi durante queste importanti manifestazioni, ma soprattutto di creare una specie di scuola di alta formazione. E quindi grazie a una collaborazione che vede protagonista la Regione con Promoturismo, l'Università di Udine e la Fondazione Friuli, verranno attivati questi corsi di formazione specifici che riguardano la cucina e quindi la valorizzazione tramite la produzione di piatti tipici di quelle che sono le eccellenze enogastronomiche della nostra regione, ma anche ad esempio quello che è gli aspetti della sala e quindi gli aspetti legati anche alla qualità del servizio. Quindi dei corsi che partiranno in ottobre e si svolgeranno fino alla fine dell'anno e che sono aperti a tutti, non solo a questa decina di operatori che hanno costituito l'associazione, ma a chiunque vorrà migliorare e quindi aumentare quella che è la qualità del servizio offerto e quindi attrarre sempre di più turisti appassionati che vogliano venire in Friuli e a Udine per vedere le bellezze architettoniche, storiche e culturali, ma anche per assaggiare quelli che sono i piatti tipici della nostra regione. Ci occupiamo adesso di spettacolo perché i turchi di Pierpaolo Pasolini sono tornati a Villa Caccia di Lestizza. Un unico atto drammatico in friulano che attesta il precoce interesse di Pierpaolo Pasolini per il teatro, particolarmente intenso e fertile durante il periodo giovanile della sua vita. Parliamo di I Turcs sta Friul, dramma che è anche tragedia e sacra rappresentazione che ha tenuto banco all'agriturismo e colonos di Villa Caccia di Lestizza per Avostanis, scritto in friulano casarsese nel 1944, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, quando il Friuli era percorso dalle truppe naziste e devastato dai bombardamenti anglo-americani. I Turcs sta Friul è riemerso postumo nel 1976 con replica di allestimento curata da Remigio Romano per la regia di Elio De Capitani, con musiche di Giovanna Marini e grazie alla produzione della Biennale di Venezia, Teatro d'Italia e Teatro Stabile di Trieste, venne presentato nell'Aia dei Colonos nel pomeriggio del 25 agosto 1996. Con la proiezione dell'avvenimento presentata da Angelo Battel, il pubblico di Avostanis ha potuto riassistere agli incunaboli di un testo che si situa al crocevia di tante e diverse sollecitazioni. La mitologia favolosa dei racconti di Casa Colussi, elargiti da Susanna Colussi, madre di Pierpaolo Pasolini. Il fatto storicamente documentato della reale ondata aggressiva dei turchi che lambirono il Friuli nel 1499 sfiorando e risparmiando il paese di Casarsa. La ferocia contemporanea della Seconda Guerra Mondiale che in quel 1944 trasformò Casarsa in luogo di pericolo e di allarme con invasioni naziste, azioni partigiane, bombardamenti anglo-americani che miravano al ponte e alla ferrovia sul tagliamento. Per ora è tutto, questa edizione del telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio all'appuntamento con gli approfondimenti di A voi la linea. A tra poco.